Benvenuti, oggi è giovedì 17 ottobre 2024. Il sole sorge alle 7:09 e tramonta alle 18:21. La luna si leva alle 18:15 e cala alle 6:55. Oggi si celebra Sant'Ignazio, vescovo di Antiochia e martire. Il nome, molto diffuso in Sicilia, deriva dal greco Ignatios e significa figlio, o dal latino Ignatius, legato a ignis, che significa fuoco. Il 17 ottobre è lo Spreadsheet Day, la giornata mondiale dei fogli di calcolo. Dan Bricklin fu l'inventore del foglio di calcolo, cioè un foglio elettronico da poter utilizzare come programma di produttività personale. È un software che dà la possibilità all'utente di elaborare dati, di eseguire calcoli e di realizzare delle rappresentazioni grafiche. Ha le caratteristiche di una tabella al cui interno possono essere inseriti numeri, dati e formule. Si festeggia il 17 ottobre perché è la data in cui venne rilasciato VisiCalc, il primo programma di fogli di calcolo per personal computer, sviluppato per il computer Apple II nel 1979. Il 17 ottobre sembra essere una data favorevole per chi vuole avere successo nella musica rap. Infatti festeggiano il compleanno oggi sia Eminem che Fabri Fibra. Sono 52 per il cantante americano Eminem, star della musica rap mondiale. In 20 anni di carriera ha venduto oltre 170 milioni di dischi nel mondo. Con i suoi brani ha vinto ben 14 Grammy Award e un Oscar per la migliore canzone originale, grazie a Lose Yourself, colonna sonora del film 8 Mile, ispirato alla sua vita e in cui interpreta il ruolo del protagonista. Sono 48 gli anni per Fabrizio Tarducci, in arte Fabri Fibra. Nato a Senigallia, fa il suo esordio negli anni 90 nell'ambiente hip hop, con diversi gruppi per poi diventare solista. L'album che l'ha fatto conoscere in tutta Italia risale al 2003 e si intitola Mister Simpatia. Si impone sulla scena per i contenuti forti e provocatori dei suoi testi. Infine sono 33 gli anni per Brenda Asnicar, attrice e cantante argentina, nota per il ruolo di Antonella, l'antagonista della telenovela argentina Il mondo di Patti. Nel 2023 la cantante è in giro per l'Italia in collaborazione con il Teenage Dream Party. 1979. Madre Teresa di Calcutta riceve il premio Nobel per la pace. La fondatrice della comunità delle missionarie della carità viene insignita del riconoscimento per il lavoro compiuto nella lotta per vincere la povertà e la miseria, che costituiscono anche una minaccia per la pace. Nel 2003 verrà proclamata beata da Giovanni Paolo II. Ma quali sono le leggi che governano un moto? Sono 3 ed indicano il rapporto fra la massa dell'oggetto, le forze che agiscono su di esso e l'accelerazione che ne risulta. Le leggi del moto furono pubblicate da Isaac Newton nel 1687. Sebbene siano sufficientemente precise per molte applicazioni, nel 1905 Albert Einstein spiegò che queste leggi vengono meno quando gli oggetti si approssimano alla velocità della luce. Buongiorno ai 12. Oggi le stelle sono illuminate da una luce diversa. Si forma la luna piena in Ariete e tutto lo zodiaco riparte. Vediamo come. Ariete. Protagonisti assoluti della giornata, vi state corroborando di tutta l'energia di questa luna assolutamente magica. Il suo buon accordo peraltro con Giove vi porterà tanta fortuna e tanto benessere in tutto. Utilizzate bene tutte queste energie a vostra disposizione. Toro.
Vi sentite un po' snobbati da questa pienezza della Luna, che comunque è un pianeta che vi appartiene, e l'opposizione di Venere che per adesso proprio non digerite, ma la Luna si farà piena nel vostro campo emotivo e forse guarderete meglio dentro di voi con maggiore chiarezza e con una maggiore capacità d'analisi. Gemelli, una Luna stupenda proprio perché si fa piena in sestile col Giove nei vostri gradi, per cui una pienezza ritrovata, un benessere nuovo, un periodo di fertilità, un periodo di assolute novità. Tutto sembra iniziare e il trigono con il Sole vi fa ben sperare che un progetto a cui tenete tanto vada finalmente in porto. Cancro, la Luna, la vostra Luna, il vostro pianeta, oggi brilla in quadratura, è piena e quadra con Marte nei vostri gradi. È una Luna che vi chiede di riflettere molto e forse di rinunciare a qualcosa, magari per realizzare meglio la vostra carriera lavorativa. Probabilmente ascolterete il consiglio di una persona saggia che vi vuole bene. Leone, giornata splendida oggi, una luna piena di trigono e finalmente riparte tutto. Vi sentivate un po' atrofizzati, ma adesso siete pienamente di nuovo pronti a ruggire. Non fatevi spaventare da nulla e cercate di dare il massimo dell'energia, anche se potreste essere un po' stanchi. Vergine, giornata oggi decisamente molto interessante. La pienezza della Luna si compie in una posizione molto importante per voi, proprio perché le distanze in gradi non sono compatibili, e rifletterete un po' meglio su tutto quello che riguarda le eredità, i passaggi di proprietà e tutto quello che sono le responsabilità legali e il vostro patrimonio. Una riorganizzazione sembra essere necessaria. Bilancia, Luna piena in opposizione. Questo mette assolutamente a fuoco tutto ciò di cui avete bisogno, di come vi sentite, di come vi proiettate, di come vi muovete rispetto agli altri. Cercate quindi di afferrare bene il fenomeno, di utilizzarlo per comprendere al meglio quali sono magari i vostri errori di impostazione o cosa ancora risulta distante o incompatibile a voi in senso assoluto. Scorpione, una giornata molto intensa e piena questa, con i movimenti planetari. Oggi il vostro cielo è segnato da una luna decisamente molto ballerina. Vi vuole indicare di puntare più in alto e di nutrire di nuovo una sana ambizione. Sagittario, la pienezza della Luna per voi è di trigono, quindi quale migliore posizione per inverdire soprattutto l'amore e le passioni? Per i single è un ottimo momento perché ci sono degli incontri da togliere il fiato, mentre invece chi è già in coppia o chi è già collaudato migliora sensibilmente il rapporto affettivo. Capricorno, una giornata oggi che prevede la pienezza della Luna in quadratura. Probabilmente questa Luna mette chiarezza in ambito familiare, proprio perché è l'ambito della quarta casa ideale, quella con cui si forma, per cui forse dovreste concentrare un po' meglio l'attenzione sugli affetti familiari o sulla costruzione prospettica della coppia. Acquario, una luna incredibilmente amica e compatibile, ed eccola che riaccende un po' la vostra comunicativa e che vi rimette di nuovo in pista con un grande spirito di squadra. Finalmente avete fatto pace con tutto quello che è plurale. Pesci, la vostra giornata oggi prevede una pienezza della Luna assolutamente utile, proprio perché illumina la casa delle realtà, la stanza delle necessità, insomma. Ecco cosa troverete dentro quel magico mondo: un qualcosa di concreto, un qualcosa di reale, un qualcosa che vi allieta e vi rende forti da un punto di vista pratico, e finalmente vi sentite di nuovo sicuri di voi stessi. 1931. Viene condannato Al Capone, detto Scarface, sfregiato, capo del crimine organizzato della Chicago anni 20. Astuto negli affari e spietato coi nemici, col proibizionismo accumulò ingenti ricchezze grazie agli alcolici, ma per il fisco USA era nulla tenente. In assenza di prove per gli omicidi si cercò di incastrarlo per evasione fiscale. Il processo durò 6 giorni e Capone ebbe il massimo della pena, 11 anni, e fu ad Atlanta e poi nel carcere di massima sicurezza di Alcatraz, dove prese la
sifilide che lo portò alla demenza e alla morte nel 1947. All'episodio del processo fu dedicato il film Gli Intoccabili. Io non riesco a trattenere le mie emozioni, se ho qualcosa da dire o se devo esprimere un forte disaccordo con qualcuno, non ho alcun timore nel farlo. In inglese si utilizza l'espressione be at loggerhead, letteralmente essere alle teste di legno, o per meglio dire essere ai ferri corti. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Montgomery Clift iniziò la sua carriera da giovane, ottenendo successo con film come Un posto al sole e Da qui all'eternità. Nonostante 4 candidature, non vinse mai un Oscar. La sua vita personale fu segnata dalla necessità di nascondere la sua omosessualità, cosa che lo portò all'abuso di droghe e alcol. Nel 1956 un grave incidente automobilistico causò lesioni al suo volto, segnando l'inizio del suo declino. Trascorse anni recluso, immerso in eccessi, ma continuò a recitare e ricevette una nomination agli Oscar per Vincitori e Vinti nel 1963. Morì a 45 anni a causa di un infarto. L'unico che sta peggio di me, avrebbe detto di lui Marilyn Monroe. Ci salutiamo con la frase del giorno. Cosa puoi fare per promuovere la pace nel mondo? Vai a casa e ama la tua famiglia. E con questa frase diamo inizio ad una giornata nuova, sempre all'insegna dell'amore e della pace. Arrivederci a domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.